Presidente, una nuova edizione della Dama Castellana alle porte. Qual è lo spirito e l'emozione che come gruppo state vivendo? Beh, con orgoglio dico che è la 38esima edizione, che sarà il 1° giugno e che abbiamo già venduto un sacco di biglietti e anche con soddisfazione da paesi dell'estero, da paesi esteri, Spagna, Inghilterra, e diciamo questo è il nostro intento, questa è la nostra mission, di riuscire a portare questa manifestazione anche un po' fuori dai confini della nostra provincia. Durante la presentazione dell'evento facevate anche riferimento anche al fatto che anche i casting hanno avuto molto successo, soprattutto tra i giovani, giusto? Sì, anche questa era una nostra, diciamo, mission, un nostro impegno di riuscire a coinvolgere qualche ventenne, trentenne, e attraverso il lavoro fatto sui social questo è avvenuto, e con orgoglio abbiamo all'interno della nostra equipe di figuranti, di attori, una ventina, trentina di ragazzi tra i 25 e i 35 anni che si sono dimostrati capaci e anche molto svegli, molto sono importanti insomma all'interno dello spettacolo. A chi ci sta guardando, che magari ha già acquistato il biglietto o che magari deve ancora farlo, che augurio vuole fare? Bah, non voglio svelare diciamo, lo spettacolo, ma sarà pieno di colpi di scena con diciamo, una proiezione tridimensionale che coinvolgerà parte dello spettacolo attivo con parte dello spettacolo proiettato. Sarà una continua diciamo, cambio di immagine, gestione un po' delle sensazioni. Mi aspetto uno spettacolo molto interessante, molto integrante.